L'autonomia è come un salame, si mangia tagliandolo a fette con il coltello giusto. Ogni materia comporta tutta una serie di funzioni e quindi portare a casa quella competenza, con quelle funzioni, con le risorse necessarie, significa anche costruire la struttura amministrativa per poterla esercitare. Per cui io sono per la massima autonomia al Veneto riconosciuta dalla Costituzione, ma so anche che il percorso è graduale e progressivo. Io che ho fatto una norma nel 2013 in Parlamento per costringere, imporre al Governo nazionale la trattativa e il negoziato per l'autonomia delle regioni ordinarie, ho un grande rammarico che dal 2014, quando ho dato questa opportunità di cominciare a tagliare il salame, siamo nel 2020 e non si è fatto ancora nulla. Simonetta Rubinato è approdata oggi a Mestre insieme ai candidati della sua lista per la presidenza alle elezioni regionali. Jessica Pavan, Antonio Dell'Anna, Luana Milan, Corrado Poli e Katia Franzo, spiegando quanto sia importante l'autonomia per il Veneto e i veneti, ma che va richiesta con una strategia differente. Il Veneto ha votato 2.200.000 voti, sono tantissimi, il 57% dei veneti, e non sono stati tradotti in nulla di concreto, neppure una fetta del salame. Allora serve un'opposizione non consociativa, rigorosa, seria, che non faccia sconti, ma quando si tratta di difendere una cosa buona che viene fatta per i veneti della maggioranza sarà a supporto, così come ho dimostrato di esserci per raggiungere il quorum nel 2017 con il referendum. Con lei anche il candidato Bellati. L'autonomia può essere declinata per la povera città, dico povera perché vivo città di Venezia insulare, che perde costantemente abitanti, che avrebbe diritto di avere un riconoscimento della sua specialità, ecco perché lo statuto speciale, che è uno dei cavalli di battaglia nostri, anche a livello regionale. La regione conta tantissimo nelle politiche per Venezia. E poi l'autonomia a livello regionale, come si fa a condizionare l'attuazione dell'autonomia che è già prevista dalla Costituzione, dal presidenzialismo, che invece non c'è nella nostra Costituzione. Noi vogliamo essere seri e l'autonomia con noi, voi veneti, la avrete.